Eder. Mech. Pallister. Nel caso di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata cadavere 3 settimane dopo. Un ruolo cruciale sembra essere giocato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti ritengono che tali immagini possano documentare gli ultimi momenti in cui la donna era ancora in vita. Tuttavia, questa ipotesi è oggetto di controversie, soprattutto da parte del fratello di Liliana, Sergio Resinovic, che ha espresso dubbi circa l'identificazione della sorella in alcune delle registrazioni, in particolare quelle effettuate dalla telecamera dell'autobus di Piazzale Gioberti. Le indagini, coordinate dal giudice per le indagini preliminari, si stanno concentrando sull'analisi temporale e sull'affidabilità delle telecamere. In particolare, emerge la necessità di chiarire il criterio con cui è stato determinato uno scarto di 5 minuti per l'impianto di videosorveglianza della scuola di polizia di via Damiano Chiesa. Inoltre, si indaga sulla possibile discrepanza oraria dei filmati della telecamera dell'autobus, denominata Cam1, per verificare la corrispondenza tra l'orario registrato e quello reale. Secondo l'esperta informatica Sara Capoccitti, analista forense e fondatrice del progetto Forensicoli, questa verifica potrebbe rivelarsi decisiva, poiché un errore temporale di diversi minuti potrebbe indirizzare le indagini verso conclusioni diverse. L'identificazione di una persona attraverso le riprese delle telecamere di sorveglianza segue standard internazionali. Si parte dall'analisi dei tratti biometrici del volto, qualora la qualità del video lo consenta, ma spesso l'identificazione è complicata dalla scarsa definizione delle immagini, dalla distanza o dall'uso di mascherine e indumenti che coprono il viso. In questi casi, si passa all'analisi di tratti caratterizzanti e individualizzanti. Nel caso di Liliana Resinovic, un possibile tratto distintivo sarebbe il ciuffo bianco dei capelli, ma altri elementi potrebbero essere cruciali. Secondo Capoccitti, la qualità e l'origine dei file video sono determinanti. Nel caso di Liliana, non è chiaro se i file analizzati siano stati acquisiti secondo i protocolli della Digital Forensics. I filmati visionati sembrano essere stati analizzati senza una procedura forense rigorosa, rendendo impossibile una sincronizzazione precisa tra le varie telecamere. Ad esempio, la telecamera di via Damiano Chiesa mostra immagini a una distanza significativa e con una distorsione ottica dovuta alla pendenza della strada, rendendo ancora più difficile l'identificazione. Uno degli elementi più discussi riguarda la differenza di colore tra i pantaloni indossati dalla persona ripresa in via Damiano Chiesa e quelli scuri trovati sul cadavere di Liliana. Capoccitti sottolinea che la compressione del video durante l'acquisizione può alterare i dati cromatici, rendendo necessario lavorare sui file originali. Le riprese di Piazzale Gioberti presentano ulteriori problemi. Le immagini non solo hanno una qualità insufficiente per un'identificazione certa, ma la direzione presa dalla persona ripresa resta incerta, con almeno 2 possibili percorsi. Senza dati criminalistici di supporto, i risultati delle analisi rimangono neutri e non conclusivi. Il caso presenta anche altre complessità legate alla scena del ritrovamento del corpo. L'ipotesi del suicidio appare contrastata da dettagli come il doppio sacchetto sulla testa, che suggerirebbero piuttosto l'intento di avvolgere il corpo. Inoltre, l'assenza di una sincronizzazione temporale tra i dispositivi di videosorveglianza e altre fonti, come la GoPro del marito Sebastiano Visintin, aggiunge ulteriori ambiguità. Le indagini scientifiche basate su DNA, videocamere, celle telefoniche e altri dati digitali potrebbero fornire risposte, ma solo se condotte rispettando rigorosi standard forensi. Al momento, l'identificazione della persona nelle immagini di via San Cilino, via Damiano Chiesa e piazzale Gioberti rimane incerta, così come il collegamento con Liliana Resinovic. La mancanza di una certezza temporale e la scarsa qualità delle immagini limitano significativamente le possibilità di giungere a una conclusione definitiva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.